Occhio! Qua è il sentiero che dicevi. Ma tu fa a me? Tanta. Guarda che bel posto che è qua. Col piova esce da là. È tutto cimbro qua. È tutto cimbro. Sentieri cimbri, pini cimbri, mucche cimbre, cervi cimbri, lupi cimbri, tutto cimbro. Ciao. Tu sei la cugina della grigia. Tu sei la bruna alpina. Ciao amore. Ciao bionda. Ok, destra. Uno è qua, che è il Voral del Just. Questo è corto, però ti dico, è brutto. Allora, pedalando fai solo quei 200 metri lì, punto. Dopo tutto a spinta. Per mezzo chilometro ti te va a pie. Se ti te vuol subito arrivare alla Filippon, qua forse te ne mette meno, ma non lo so, andremo a vedere. Se le più belle te lo dico subito. Ne due più avanti, Questa è strada chiusa comunque, Tu vai fino in fondo, c'è un'asola, fa come un anello, poi c'è il sentiero e qua sei subito sul motore alpino. Perché io non mi ricordo ci fosse un'altra strada qua, ma comunque me la dà come più papabile da fare in bici.
se no torniamo indietro e facciamo il Boral della Cavallera, anzi il Boral della Cavallera. Siamo già alla fine qui, aspetta che ricontrollo il GPS. Tu hai visto strade? No, io la Comut è una mezza sega, bisogna tornare indietro. Qua deve essere, ti vedi più strade per andare a Filippon. Cioè, capisci che il mappa qua dà tutto in piano, in realtà te deve scavalcare quel monte lì. Sì, c'erano le indicazioni, bici, cavallo a piedi. Sì. Parlo in bici, quello lì. No, ma te vedrà, cioè quello era bene, cioè all'inizio, in fondo te va su così, cioè non vai su pedalando, forse con l'elettrica sì ci vai. Proviamo ad andare per il Boral della Cavallera. Qua la strada è bella larga, dopo ti verrà da piangere. Posto comunque magnifico, adoro sto posto. No, qua è bene, te lo dico mica, è bene. Non avevo visto ste robe scavate. A non scivolare, va tutto bene. Allora ti dico che forse è meglio dall'altra parte. Dai che torniamo giù. Ok, andiamo per Boral del Jas. Adesso sfido ad andare su pedalando per di qua. Beh, in discesa sì, per quel che ti dicevo che era meglio ciapparli dall'Arketon. Ma tu volevi la bicicletta, adesso spingi. Ha anche avuto il coraggio di metterlo come percorso ciclistico, perché lì all'incrocio, oltre che la strada sopra di collegamento, ce n'hai una anche sotto che sbuca lì del giardino botanico, la strada forestale della Malga Filippon, insomma. Io vado al centro. È qui che dobbiamo girare a destra. Siamo all'Urogallo del Cansiglio. Questo sarebbe da fare in discesa la prossima volta, magari da lì. Magari con meno fango anche. Area picnic, Arketon di qua, ma è un casino arrivare in bici. Giardino botanico è qua a 2 minuti di pedalata. E giù di qua, scusa? E sono una serie di sentieri sopra che però non ho ancora esplorato. Più sopra ancora c'è appunto il Boral della Cavallera, quello che avevo consigliato prima, ma... no, volevo saltarlo. Quello è il giardino botanico. Ecco, più avanti c'è la Filippon. Ciao amore.